A salutare bambini e ragazzi che ormai da 3 settimane stanno animando Campionissimi, il camp organizzato dall'associazione Mila sul verde sintetico di Vialocchi, punto di riferimento dell'estate triestina da quasi 10 anni. Oggi è arrivato Franco De Falco, il bomber alabardato di tutti i tempi e già direttore sportivo della Triestina, reduce da una sfortunata stagione al Piacenza, e con lui non si poteva non parlare del momento difficile della società alabardata, reduce da 2 amarissime retrocessioni consecutive. Quando si retrocede i problemi veri, ma soprattutto le colpe molte sono dei vertici, e chi di dovere deve capire che c'è qualcosa che non va. Se riparti allo stesso modo vuol dire che si è capito poco. Dei vertici io ci facevo parte, io sono andato via, ma vedo che le cose non sono migliorate, anzi. Se il passato e il presente della Triestina sono dunque più che delicati, anche il futuro prossimo non lascia troppo tranquilli i tifosi, feriti e delusi da tempo. All'orizzonte c'è la nota cordata di imprenditori locali che tratta l'acquisto della società con il presidente Fantinel, un fatto positivo per De Falco, per il quale però sono altre le cose che non vanno. Non è che si può cacciare via un presidente, ma credo che lui debba una volta tanto ammettere i propri errori e capire che è circondato da gente che a Trieste non va bene, perché Trieste ha bisogno di credibilità e si vede che lui non riesce ad avere attorno gente che in questo momento abbia credibilità, per cui però i grandi capi d'azienda sono bravi proprio nel capire, nel scegliersi le persone e tenersi quelle valide. Si vede che lui non ci riesce.